Venezia, il blitz è scattato alle 22. 23 operatori di polizia locale, tutti in abiti civili, si sono distribuiti nelle diverse zone di Piazza San Marco senza farsi notare, per poi estrarre le casacche rinfrangenti di riconoscimento e, secondo un collaudato schema organizzativo, iniziare a battere l'area marciana per costringere i venditori abusivi a spostarsi verso la riva, nei pressi dei Giardini Reali, dove hanno trovato ad attenderli altri operatori in divisa pronti a chiudere ogni possibile via di fuga. Nella rete sono finiti 15 venditori abusivi accompagnati al comando per gli accertamenti di rito e la contestazione delle violazioni in materia di immigrazione e commercio su area pubblica. Sono stati inoltre sequestrati anche un centinaio di articoli che gli abusivi cercavano di vendere ai turisti: ombrelli, razzi fluorescenti, mazzi di rose e borselli. Fossò. I genitori di Edoardo Ascione, il 21enne deceduto all'alba del 10 agosto con l'amica Linda Giorio di 22 in un incidente sulla Triestina, intendono fare chiarezza sulla dinamica e sulle cause dello schianto, soprattutto su quel guardrail che, non reggendo all'urto, ha infilzato l'auto in cui viaggiavano i giovani. La coppia si è rivolta ad una società di maestre specializzata nella valutazione delle responsabilità civili e penali, Studio 3A, per capire se il guardrail fosse a norma, fosse stato manutentato e correttamente fissato e ancorato. Vogliamo fare chiarezza, hanno spiegato, non perché questo serva a restituirci nostro figlio, ma perché altri giovani non abbiano a perdere la vita così tragicamente e altre famiglie patiscano il dolore immenso che stiamo provando noi. Venezia. I carabinieri hanno arrestato una 19enne croata e denunciato una minorenne della Bosnia-Erzegovina per furto aggravato. Le due borseggiatrici, passeggiando nei pressi della stazione Santa Lucia, erano riuscite a sfilare dalla tasca posteriore dei pantaloni di un malcapitato turista un portafoglio con 400 euro in contanti. È stato lo stesso derubato ad accorgersi del furto e lanciare immediatamente l'allarme ai carabinieri, che sono riusciti ad individuare e bloccare le due giovani. Mestre aveva assaporato con gusto gli squisiti e freschissimi spaghetti di farro con pistacchio di Bronte e pepe di Pengia, complimentandosi con il gestore del ristorante, un raffinato e rinomato locale di via San Donà. Poi una parte di guscio di pistacchio sfuggita nel piatto gli ha frantumato il molare inferiore durante la masticazione. Sono passati quasi 2 anni prima che il giudice di pace gli abbia riconosciuto 682 euro per le spese odontoiatriche e altri 318 euro per la natura della lesione e per il disagio che essa ha arrecato. Una battaglia che poteva essere risolta in modo bonario molto più rapidamente, ha commentato Carlo Garofolini, presidente dell'Adico, come era stato richiesto in più occasioni per via scritta dal cliente del locale.